Buonasera, benvenuti al secondo incontro della nostra rubrica Incontro con l'editore, che ha sostituito per il momento Incontro con l'autore. Buonasera. Buonasera Daniela Spagnol, che è la nostra ospite e che ci parlerà della sua casa editrice, Elvezia Editrice. Allora, reduce da Milano, no? Pochi giorni fa Daniela era a Milano per il Book Pride, perché Daniela è molto attiva, cerca di essere presente nelle situazioni in cui le case editrici si presentano, si propongono, è molto, come dire, ha una sorta di passione che la spinge ovunque, ovunque ci sono occasioni di incontro. Daniela ed Elvezia si muovono, partono con le borse. Anche oggi vedete è arrivata con tantissimi libri, ho detto porta un po' di libri e ha portato veramente una bella scelta, poi spero che riusciremo a parlare un po' di tutto. Allora io comincerei con un po' di storia. Sì. Perché la volta scorsa con Linea Edizioni abbiamo parlato di una casa editrice giovane che è nata nel 2016, qui invece ci spostiamo nel 1972, che è l'anno in cui nasce Elvezia Edizioni all'epoca, da un'idea del poeta e musicista Gianni Spagnol. Allora io vorrei che tu mi parlassi un po' intanto di questo Gianni Spagnol. Chi è? Che ha il tuo stesso cognome, quindi sicuramente è un parente, ma ci dirai meglio, e poi anche si spiega il perché di questo nome Elvezia Editrice, perché lui era tipografo presso un importante complesso editoriale di Zurigo, e quindi lui era in Svizzera e quando poi è tornato ha deciso di mettersi in proprio, ha dato questo nome alla sua casa editrice. Ecco, raccontaci un pochino di come è nata, dei primi passi di questo, e poi arriviamo al 2006, perché è successo qualcosa nel 2006. Certo. Allora, come hai detto tu, intanto buonasera a tutti, come hai detto tu, la casa editrice nasce nel 1972, Gianni Spagnol è mio zio, fratello di mio padre, ha prima aperto una tipografia a Venezia vicino il Campo San Rocco, una tipografia che si chiamava comunque Tipografia Elvezia. Prima di questo era stato, appunto, come hai già detto tu, vari anni in Svizzera presso un grande gruppo editoriale di cui purtroppo non ricordo il nome, però comunque l'ho sempre sentito fin da bambina raccontare, insomma, i suoi trascorsi da emigrato in Svizzera per lavoro, appunto. E la cosa bella è che lui in Svizzera si è trovato bene, ha fatto amicizia con il direttore principale, diciamo, di questo gruppo editoriale, si sono frequentati infatti per tutta la vita, e quando mio zio ha manifestato la volontà di tornare in Italia, soprattutto a Venezia, lo ha aiutato ad impiantarsi con le macchine, con delle macchine usate, prime macchine di tipografia usate, e lo ha aiutato nel trasporto, le ha collaudate, e questa è stata proprio, diciamo, l'inizio. Lui poi ha continuato a frequentarlo tutte le estati e andava in Svizzera a trovarlo, insomma era abbastanza più anziano, insomma, di lui, comunque gli è rimasto affezionato tutta la vita. Questo negli anni 60, più o meno a metà degli anni 60. E nel 1972 invece decide di iniziare a pubblicare come appunto casa editrice, una casa editrice generalista, un po' rispetto a quello che gli piaceva e i rapporti che instaurava, perché è sempre stato un uomo comunque autodidatta, però comunque con grandi interessi sia nella musica sia nella poesia e nella scrittura, e ha cercato, insomma, di fornire, insomma, negli anni un bel catalogo editoriale. Questo fino agli anni 90, quando siamo subentrate, abbiamo acquistato da mio zio appunto la casa editrice, principalmente perché la tipografia verso la fine degli anni 80 l'ha venduta, ha tenuto la casa editrice per qualche anno e poi dopo, per limiti di età, abbiamo deciso noi di subentrare, io e mia sorella Renata. L'abbiamo trasferita a Spinea, principalmente per motivi logistici, perché era complicato, insomma, non vorrei, i problemi a Venezia sono sempre
di spazio e di umidità in sostanza. Quindi la carta ha problemi, abbiamo deciso prima per un magazzino a Spinea e poi dopo anche la sede naturalmente è venuta di per sé là a Spinea, siamo stati molti anni e sono stata in società con mia sorella Renata fino al 2006, quando abbiamo deciso di dividerci e abbiamo diviso l'azienda in due rami. La casa editrice che ho acquistato io, ho acquistato la casa della mia sorella, e lei ha tenuto il centro stampa digitale, nuove tecnologie, inizi anni 2000, avevamo scelto questa via, lei ha continuato per quella via, io invece ho continuato solo con la casa editrice. Ecco, per farla, questa è la storia brevemente. In breve. Allora, diverse sono le collane. Sì? Allora, diciamo che le collane storiche, Rosso Veneziano e Veneto Vivo, sono quelle che avete curato per molti anni, forse sono ancora attive, ma ultimamente avete dato vita a nuove collane, taccuini d'autore, nuovi territori, però facendo un percorso comunque coerente con quello che è il percorso storico della casa editrice, perché vi siete sempre interessati al territorio, sì, alla storia di Venezia, anche agli aspetti linguistici, storici, letterari, di curiosità, di aneddoti anche in qualche caso, della cucina veneziana. E quindi c'è questo filone che vi lega alla città, al territorio, che poi ultimamente si è esteso, poi vedremo anche al Trentino, alla terraferma e ad altre realtà più contemporanee, diciamo. Quindi un grande interesse per la contemporaneità, ma anche per il passato, per la storia, quindi due filoni importanti. Allora, che cosa mi vuoi raccontare di queste collane? Cioè, come nascono, come le crei, come scegli i testi da affidare a una oppure all'altra? Beh, allora, io direi che mi sono semplificata la vita, nel senso che sia prima con mia sorella sia mio zio avevano tante collane. Io per necessità e soprattutto dopo dopo la crisi del 2008 ho dovuto fare delle scelte. Pubblicare molto meno significava anche razionalizzare insomma un po' tutto il catalogo. Ho scelto di concentrare al massimo localmente, quindi Rosso Veneziano e Veneto Vivo, poi pian piano riprendendo forze, riprendendo energia e soprattutto entusiasmo, perché insomma è principalmente quello che tiene. Tu sei una persona entusiasta. Sì. Chi ti conosce lo sa. Molto, anche perché sennò senza entusiasmo poco si procede, insomma, la via è già impervia di per sé. Ecco, ho deciso anche per gli incontri, per le opportunità che si creano lungo la strada, di allargare in maniera prima di tutto geografica, proprio per semplificare il lavoro, perché la mia è una casa editrice molto piccola, insomma, molto appunto locale si dice, e adesso va molto di moda dire indipendente si dice, insomma. Adesso la sede da Spinea l'hai trasferita a Marghera, quindi sei a Marghera. Sì, con molto orgoglio perché sono perlomeno rientrata nel comune urbano di Venezia, non ancora a Venezia, che sarebbe il mio sogno, trasferire la sede là. Vorresti ritornare nel centro storico? Anche perché secondo me è molto più facile adesso, perché c'è la logistica, insomma puoi comunque tenerti un magazzino presso qualcun altro e avere la sede, è tutto tecnologico, tutto online, tutto si fa a distanza, quindi potrebbe essere, insomma, poi comunque io vedo Venezia come quella delle Alpi, quindi mi piacerebbe proprio esserci, insomma viverla, non che il resto della città non meriti di essere vissuto, però certamente il mio cuore è là. E ritorno dicendo appunto le due collane che avevo tenuto, Rosso Veneziano e Veneto Vivo, abbiamo prima, proprio ragionando sui confini geografici, insomma lo dicono anche il nome della collana, la terza collana che mi sono sentita di aprire si chiama Nuovi Territori, che insomma c'è già tutto, è un titolo molto semplice per dire che si vuole andare al di là di quelli che sono i confini regionali.
sia in senso diciamo di confine regionale, sia anche come genere, quindi è una collana che può ospitare sia storia, sia saggistica, sia narrativa, eventualmente poesia, anche se io non mi sento portata, non ho la cultura sufficiente, non ho l'entusiasmo sufficiente in quel senso, quindi la poesia la prendo sempre Fai difficile, bene. bisogna essere molto, secondo me, attenti. Ma poi la poesia, io dico sempre che è un campo minato, bisogna stare Esatto. molto attenti sulla poesia. Ecco, volevo solo finire l'ultima cosa, ultimamente abbiamo, questa è la novità, l'ho messa anche diciamo così in bella vista, la collana Taccuini d'autore che diciamo ho sviluppato con lo scrittore veneziano Roberto Ferrucci, che adesso è direttore di collana. All'inizio avevamo pensato al suo primo titolo Venezia e Laguna, che è uscito nel 2019, eccolo qui, e sulla base di questo e appunto su una complicità di intenti ci è piaciuto talmente tanto, spero anche a lui, insomma anche se lui non è qua, continuare a fare dei libri più agili, più piccoli e diversi dalle altre 3 collane, ma in cui mettere delle cose, dei testi che fossero, che stessero comunque fuori, con libertà di scelta, ecco, diciamo, quello che ci piace, l'ha detto anche lui nell'ultima intervista quando sono usciti gli altri 3 titoli della collana, cioè testi diversi di autori, come dice il nome della collana, Taccuini d'autore, che abbiano un curriculum letterario ben definito, che magari hanno degli editori grandi di riferimento, speriamo noi, insomma, di coinvolgerli in questa maniera, che hanno degli editori appunto di riferimento che pubblicano le loro opere principali, ma tutti gli scrittori poi dopo hanno produzioni varie, non solamente romanzi o raccolte di racconti specifiche o appunto saggistica di settore, qualcosa che esuli e che magari non rientrano nei piani editoriali di grandi case editrici o comunque case editrici nazionali, in modo da poterli portare qua. E la prima scelta è stata questi 3 titoli, ritratti veri di persone immaginarie, Venezia io e 2 città. Se vuoi ne parliamo adesso, se vuoi io, perché sennò io parto. Allora, sei tu diciamo la protagonista di questo incontro, quindi allora, io sono solo un'intervistatrice, quindi mi fa molto piacere che tu parli, ti senti a tuo agio. Ma diciamo parlo 2 secondi. Io posso solo dire che li ho anche, qualcuno l'ha recensito, e sono deliziosi, sono veramente deliziosi questi librini, anche dal punto di vista fisico, si tengono molto bene in mano, la carta è molto bella, sono curatissimi, essenziali, con queste copertine scritte con alcun brano insomma tratto dal testo stesso, sono veramente deliziosi. Grazie, anche perché vogliamo spaziare proprio nei colori e anche nei materiali, diciamo. Per esempio il primo mi piace dire che è un cartoncino che viene fatto con i residui dei kiwi, cioè la buccia del kiwi viene recuperata, infatti se uno lo si guarda... Ah, pensa, interessante. Sì. Anche questo, quello di José Ángel González Sáenz, invece ha dei peletti all'interno del cartoncino che si vedono naturalmente da molto vicino. La veste grafica è studiata da Heads Collective, con il coinvolgimento di vari loro collaboratori, tra cui Anna Rebeschini soprattutto, che purtroppo insomma li faccio vittime di gran stalking per capire un attimo cosa fare, cosa non fare, perché loro hanno gran gusto, io ho meno la sensibilità grafica, infatti mi affido proprio con grande fiducia ai loro consigli. Sì. Il libro di Mariglia Mazzeo, Venezia io, è un diario, comincia nel 2019, nel settembre del 2019, e quindi attraversa questi ultimi 2 anni così difficili per tutti, per Venezia a maggior ragione, perché c'è stata anche l'acqua alta, insomma l'acqua altissima, e ha pagato tantissimo in termini economici.
ed altro genere, anche sociali. Ed è un libro molto onesto, dove Venezia compare in tutte le sue contraddizioni, problematicità, c'è il grande amore per questa città, ma c'è anche uno sguardo lucido su quello che sta succedendo, di negativo ovviamente, questa bellezza che sembra quasi sprecata, con scelte che sono molto, molto discutibili, insomma, ecco. Quindi io l'ho apprezzato molto, devo dire, l'ho apprezzato tanto e lo consiglio, consiglio a tutti di leggerlo. Poi ci sono anche molte altre cose, se vuoi parlare, per esempio Marghera. Marghera, ci sono diversi titoli legati a Marghera, uno è questa antologia 100 anni di storie, Porto Marghera. Ha partecipato anche Annalisa Bruni. Beh, questo è irrilevante, a cura di Cristiano Dorigo e di Elisabetta Tiveron, che appunto è stato pubblicato per i 100 anni. Quando parliamo di collaborazioni, Elisabetta Tiverone e Cristiano Dorigo, con loro come curatori abbiamo sviluppato ben 3 testi sul territorio. Questo? Certo, Lettere da Nord-Est, poi c'è anche quello su Venezia, che è qua. Per allargamento geografico proprio. Ecco, la Venezia che vorrei, quindi è una trilogia dedicata a Porto Marghera, a tutto il Nord-Est e a Venezia. Però poi c'è anche Madre Marghera di Antonella Barina. Ecco, infatti su... questa è poesia, vero? Questa è poesia ed non devo presentare Antonella Barina, insomma, è molto conosciuta. È molto conosciuta e sono molto orgogliosa di avere questo titolo comunque a catalogo. Perché? Perché lei è di Marghera, certamente queste poesie le aveva già pubblicate, sono poesie diciamo uscite tra il 1967 e gli anni successivi. Il Comune di Venezia addirittura aveva già fatto un'edizione nel 2007 per i 40 anni. Noi abbiamo deciso nel 2017, cioè nel 2018 perché i festeggiamenti sono stati nel 2018, di ripubblicarlo con dei testi di saggistica su Marghera, suoi, proprio perché sono poesie che trattano tematiche particolari legate all'industria, al lavoro, all'inquinamento, ma anche alla bellezza del territorio, all'umanità delle persone che lavorano o che hanno circondato i lavoratori. Insomma, alla fine è il territorio in cui sono cresciuta. Quindi in entrambi i casi è stato un lavoro sul territorio più vicino a me, che molti altri hanno visitato dal punto di vista storico, dal punto di vista ambientale, con tantissimi saggi e via dicendo. Questo è stato effettivamente un omaggio più creativo, perché anche Porto Marghera è una raccolta di racconti dedicati alla vita industriale, ma non solo, ma all'umanità che ha circondato il porto industriale di Marghera, quindi qualcosa di molto più creativo, dedicando allo sforzo, insomma, del lavoro e della vita delle persone che ha coinvolto un secolo. Infatti sono usciti per il centenario di Marghera, di Porto Marghera. Ecco, venendo al territorio, ci sono altri 2 libri che ne parlano dal punto di vista narrativo. Uno è legato sempre a Marghera, di Stefano Pesce e Cristina Cerdesarto, che è un diario, anche questo, scritto durante la pandemia, che fa la storia del vapore, fondamentalmente, che io ho trovato molto interessante. Il Vapore è un locale storico in cui si suona e si ascolta musica dal vivo dagli anni '80. Infatti lui racconta, visto che è stato un agitatore appunto di vita culturale, soprattutto qua, sia nei ricordi e sia nel locale suo storico, che era comunque un locale dove poi alla fine del turno si andava o a mangiare o comunque a piluccare qualcosa, gli uomini dopo i turni di lavoro. Comunque questa umanità è certamente passata attraverso di lui, per cui c'è una parte di ricordo, una parte di riflessione appunto, anche sul territorio di Marghera. Esatto, su quello che ci sarà negli anni futuri. E su quello è una riflessione sul fatto appunto proprio che quando manca la salute, insomma. Certo. E poi Mestre.
Allora, storie di maestre di là dall'acqua, questa è un'antologia e prendendo spunto da questo volume, gli autori è curato da Ferrucci ed è nella collana Rosso Veneziano, Gabriella Vampo, Lorenzo Bottazzo, Diana Chiarin, Lucia Martello, Anna Maria Masucci e Marco Pitteri sono gli autori dei racconti contenuti in questa antologia. Di cui mi aspetta un attimo, 5 mestrini e un momento, ci arrivo. E anche perché appunto Helvezia promuove da anni con cadenza mensile laboratori di lettura e di scrittura creativa in collaborazione con Ferrucci. Sì. Quindi c'è non soltanto uno sforzo editoriale, ma anche uno sforzo produttivo, sì, creativo di storie. Prego. Beh, in questo caso qua vorrei innanzitutto far vedere che è diciamo una veste grafica, anche questa è la collana sempre Rosso Veneziano con una nuova veste grafica, poi magari guarderemo anche le copertine, quelle diciamo del recente passato, ecco, che io tengo sempre comunque con me nel cuore. È il frutto di un laboratorio che è nato grazie al Circolo Tobagi. Il Circolo Tobagi già fa da tantissimi anni, da decenni credo, corsi di scrittura creativa e Ferrucci era stato proposto per fare un corso specializzato per scrivere sulla città di Mestre, visto che da sempre Mestre è un po' così la sorellina povera, nel senso rispetto agli altri due, rispetto a Marghera e Venezia. E hanno partecipato in vari, solo che poi finito questo laboratorio gli autori volevano proprio continuare a scrivere, quindi io e Roberto abbiamo continuato tutta l'estate a riscrivere, diciamo, a proporre un lavoro unitario di riscrittura, di editing, gli uni con gli altri, è piaciuto molto e questo diciamo anche a distanza di un bel periodo, perché è uscito comunque un paio d'anni dopo, lo abbiamo proposto alla città, è uscito l'anno scorso, mostra una Mestre secondo me inedita per alcuni versi e il percorso che hanno fatto loro, poi tra l'altro per esempio Gabriella Vampo ha pubblicato con Laurana un romanzo. È stata mia ospite qui. Ah sì, è vero, hai ragione, forse era forse no? No, era il precedente. Cosa stavo dicendo? Ho perso un attimo il filo. Gabriella ha pubblicato e anche gli altri si danno molto da fare. Dicevo, sono 5 mestrini e un veneziano che, anzi, un veneziano che abitava al Lido, e quindi lui per raccontare di Mestre, il suo diciamo, è il racconto più, diciamo, più inventato di tutti, che chiude il libro, è venuto a fare dei rilievi proprio, a contare, a guardare le vetrine, a capire un attimo la città, cosa che non aveva mai fatto perché appunto lui sta nella città più bella del mondo, quindi chi glielo faceva fare, diciamo, di venire a Mestre. Quindi a me è piaciuto, parlo di Marco Pitteri. Lorenzo Bottazzo invece comunque già scrive, ha già scritto racconti, mi pare per Supernova, adesso non mi trovo impreparata a rispondere per Lorenzo, però so che sicuramente presto pubblicherà anche lui. Lui è autore di 2 racconti, perché ti dico, l'entusiasmo evidentemente si propaga, non volevano più smettere questo laboratorio e lui ha fatto 2 racconti, uno tra l'altro che potrebbe sembrare strano in un libro per Mestre, ha partecipato con 2 racconti, uno proprio su Piazza Ferretto e uno su Catene, che è periferia di Mestre, diciamo, se Mestre è una periferia. Però chi lo legge non ha mai obiettato al fatto che non appartenesse di legge a questo tipo di lavoro, insomma. Quindi potrei citarti naturalmente anche Diana Chiarin, che ha lavorato sulla rana, lei ha un animo, riconosce soprattutto le persone fragili, quindi è il racconto più... È struggente. Esatto. È veramente struggente perché descrive un personaggio tragico in un modo molto, molto intenso. E per stare qua in zona invece Lucia Martello ha parlato di Macaè e della via Milano Bene, evidentemente via Milano
meno bene, diciamo così. Più popolare. Esatto. Più popolare. Allora, senti, parliamo di collaborazioni. Prima tu avevi accennato appunto ai tuoi collaboratori. Chi c'è con te e a fianco a te in questa casa editrice? Hai un editor? Appunto parlavi del grafico. Beh, io ho un editor storico che è Diego Dal Medico, con cui lavoriamo a distanza, lui è vicentino, e infatti adesso che è tutto molto a distanza, una volta ogni tanto veniva, adesso non ci si vede praticamente mai, se non appunto per tablet o per PC o per telefonata, videochiamata. Lui, naturalmente i rapporti con Roberto, per me per esempio è una novità avere un direttore di collana, che significa che ha ampio spazio di scelta su, sembrano dei piccoli libri, invece comunque in ogni caso sono testi che prevedono gran cura, in ogni caso gran sensibilità per quanto riguarda la collana Taccuini d'autore. Le altre cose sono frutto sempre di occasioni, perché effettivamente tantissimi propongono materiale, poi io naturalmente sono limitata nel numero di pubblicazioni che posso fare. Quante ne fai all'anno? Ma quando arrivo a farne 5 sono tante, insomma. Quest'anno vorrei farne almeno 6-7, quindi ma più che altro perché sono uscita con i taccuini, quindi vorrei già a settembre farne almeno un altro paio. Hai già qualcosa in cantiere? Sì, non abbiamo ancora niente di preciso, abbiamo delle idee e abbiamo contattato, però dopo dipende dall'opportunità, dalla disponibilità, perché non possiamo, ci sono dei tempi abbastanza lunghi in editoria che non si sospettano, insomma. A voler rispettare la filiera bisognerebbe sapere già cosa vai a pubblicare minimo un anno prima, quindi è un po' difficile, insomma. Senti, se qualcuno volesse proporti un suo manoscritto, perché sì, so che questo è un argomento molto sentito da chi scrive, no? Quali sono, diciamo, i canali per approdare a proporti un romanzo, una raccolta di racconti, un saggio? Come funziona nella tua casa editrice? Allora, hai dei lettori? Veramente no, leggo io. Leggi tu? Leggo io. Fai tutto tu, insomma. Io sì, faccio, ma adesso è molto più semplice perché appunto la tecnologia ti permette di delegare tante cose, in sostanza. Prima veramente facevo di tutto, compresi i pacchetti, adesso almeno ho il distributore, quindi non ho questo problema. Allora, io indico sempre di scrivere, io ho un indirizzo unico e generale che è info@elvetieditrice.com, comunque basta entrare nel sito e guardare. Non richiediamo l'opera, ci basta comunque una sinossi, un curriculum letterario dell'autore e almeno 1 o 2 capitoli per capire il tipo di scrittura. Poi se è di interesse rispondi, ti fai mandare il testo completo. Io mi faccio mandare spesso a quel paese perché rispondo pochissimo, nel senso che arriva tanto materiale e pur volendo dare anche una scorsa veloce è difficile poi rispondere a tutti. L'altra cosa che volevo segnalare, sì, quello che mi interessa è una curiosità, una particolarità, un mio percorso che non ho ancora fatto e che magari in quel momento mi incuriosisce e allora posso pensare. Qualcosa di originale, insomma. Non tanto perché l'originalità, cioè è anche difficile trovare una cosa originale, ma magari una tematica che in questo momento possa interessare o che io ritenga stia bene con le collane, soprattutto in linea con le collane. Perché è vero che ho una collana, anche l'ultima di cui non ho nominato, che è miscellanea, però è il fuori collana di tutti, noi l'abbiamo chiamato miscellanea, mi piace perché dico noi e poi ci sono solo io, però insomma comunque per dire, mi faccio anche consigliare tanto, ecco, ho degli amici, si fa con molta passione essendo pochissimo strutturati, insomma, questo sì. Allora veniamo ai libri, diciamo, più storici che mi interessa citare. Per esempio, sempre abbiamo già citato Elisabetta Tiveron, La prostituzione a Venezia nell'Ottocento,
che ecco, questo è più saggistico, sì. e invece a livello narrativo Malaria è un romanzo che io ho letto e ho apprezzato moltissimo, di Antonella Benvenuti, che è la storia delle campagne della bonifica, una storia molto dura, molto, molto forte, di povertà, di miseria, di emigrazione, di carestia, di fame, di freddo, insomma, che ci dà l'impressione delle nostre campagne pochi decenni fa, ecco, che ce lo siamo dimenticato. Posso dire che appunto Malaria è bastata leggere proprio la prima pagina. Ha una scrittura fantastica Antonella, sì, molto potente, veramente potente. Esatto. Sì. Per questo invece quello di Elisabetta di Veron ci è piaciuto subito. La sua idea di pubblicare questo, lei era conosciuta prima per dei lavori legati alla cucina, dei libri di cucina, dei corsi di cucina, e questo esulava da quello che aveva fatto fino all'epoca e ha iniziato quello che magari le appartiene di più, perché lei si occupa di storia sociale. L'Ottocento è per Venezia comunque un secolo di decadenza e a me piaceva l'idea proprio di avere un testo che parlasse, anche in questo caso diciamo, di una categoria di persone che su cui poco si era scritto, perché Venezia si ricorda principalmente per le cortigiane, quelle d'alto bordo, vengono conosciute, vengono stimate all'estero e di quelli ci sono fior di testi. Certamente è un momento importante da conoscere, via dicendo, però questo ambito, questo mi aveva subito incuriosito, ecco, proprio per dire, mi aveva subito convinta l'idea. Ecco, una cosa volevo chiederti, qualche tempo fa, ma si parla ormai, ma forse più di un decennio fa, Helvetia bandiva un concorso per romanzi che fu vinto un anno da Lucia De Micheli con da Cinti, mi pare. Sì, Maria Gloria Cinti. Maria Gloria Cinti, e pubblicò come diciamo premio di questo concorso un romanzo ambientato nella Venezia del Cinquecento. Ecco, questo concorso non si fa più? No, non lo abbiamo più fatto perché le 3 edizioni del corso proprio dal punto di vista fisico ed economico a me e mia sorella sono costate parecchio. Quindi... Erano gli anni 90 più o meno, forse parecchio. No, a cavallo degli anni 2000, mi pare 2000, 2001, 2002, mi pare. Adesso non ricordo bene, dovrei pensarci su, però so che proprio dal punto di vista era molto impegnativo, essendo noi appunto una struttura molto piccola, l'abbiamo fatto anche lì con tantissimo entusiasmo, ci è piaciuto tantissimo farlo, però era difficile garantire uno standard adeguato con le nostre sole poche forze, insomma, e quindi alla fine abbiamo deciso di non continuare. Era in memoria di mio zio che appunto essendo il fondatore è mancato nel 2000, era in memoria sua, però poi bisogna fare anche delle scelte. L'ombra del gallo, se non sbaglio. Esatto, quello era il titolo originale, noi l'abbiamo cambiato mi pare, adesso mi sfugge, mi spiace per Lucia e Maria Gloria, mi sfugge il titolo adesso, che è esaurito, un testo che usa. Ha esaurito, so che aveva venduto, insomma, sì, era piaciuto molto. Era piaciuto molto, sì. Allora, io adesso avrei una domanda un po' particolare. Porca bocca. Allora, che parte un po' dall'incontro di 2 settimane fa, appunto, con Lisa Marra, una donna, direttore editoriale o direttrice editoriale. Adesso abbiamo Daniela Spagnol e così pensando a varie case editrici ho pensato Elvira Sellerio, Inga Feltrinelli, Chiara Finesso del Poligrafo, Elisabetta Sgarbi, Nave di Teseo, Iperborea, la fondatrice Emilia Lodi e la direttrice editoriale Cristina Gerosa, L'Iguana, che adesso mi pare abbia smesso di lavorare ma comunque era diretto e comunque l'editrice era Chiara Cecilia Turozzi. Allora, secondo te questo mestiere, no, di editore, editrice, è particolarmente congeniale alle donne? Secondo te o è un caso che ci siano tante donne a capo di case editrici? No, io non credo che sia congeniale, nel senso che è forse
Allora, secondo me le donne di solito sono abituate a faticare e allora forse, però non vorrei cadere nel cliché, nel senso che comunque è sbagliato ritenere che le donne possono essere più portate. Credo che siano più disposte a seguire le proprie passioni per alcuni versi, a farsi prendere dall'entusiasmo e dalla passione e su quell'onda poi progredire, anche se penso che alla fine questo mio possa essere un pregiudizio, perché questo può succedere anche a un editore maschio, certamente di seguire i suoi sogni, e poi può anche accadere, insomma. Io non avrei mai pensato quando ero piccola, quando ero giovane. Non era il tuo sogno nel cassetto? No, perché mia sorella ha sempre lavorato con mio zio, io facevo tutt'altro, quindi non Cosa avrei... facevi? Beh, io lavoravo in un'agenzia di assicurazioni, ho studiato all'Algarotti, al limite avrei pensato di lavorare nel turismo, quindi proprio diventare, diciamo, che la casa editrice diventasse tra l'altro mia, proprio non ci avevo pensato, avevo sempre pensato a mia sorella, quindi questa cosa poi la vita sorprende, quindi non è che io l'abbia cercata. Certo, lungo la via mi sono interessata, nel momento in cui io e mia sorella l'abbiamo acquisita, io seguivo l'amministrazione più che altro, cioè comunque un lato tecnico, un lato per niente creativo, era più lei, invece poi mi ha preso e dopo non mi ha lasciato più. Ti sei fatta veramente devo dire che mi prende sempre di più, cioè nel senso la passione cresce, la passione cresce perché pensi a tutto quello che vorresti fare, che non riesci a fare perché poi devi selezionare, no? Ci sono tante idee, poi dopo ne puoi portare diciamo alla realtà solo poche, però comunque anche tutto questo lavorio di creativo mi dà soddisfazione in ogni caso, anche nei progetti o negli incontri che poi dopo purtroppo magari non si concludono, non trovano nascita, insomma. Non so se ti ho risposto. Sì, certo, sì, era proprio così una mia curiosità, perché effettivamente ce ne sono parecchie di donne in questo mondo. Hai fatto degli esempi ed è una bella cosa. Sì, anche molto alti, voglio dire, quindi insomma piccole e grandi case editrici, alcune che hanno una storia molto lunga, molto antica, altre più fresche, più giovani. Allora, c'è qualche cosa che non abbiamo esplorato di questo mare di libri che hai portato? Beh, io ho portato un singolo libro di Expedita Grandesso, perché solo con lei ho fatto 7 libri. Expedita Grandesso è una storica dell'arte locale, ma questo è un suo libro di racconti, Fiol Duncan, in cui racconta, diciamo, le storie con i suoi animali domestici o comunque animali che ha incontrato a Fiol Duncan. Fiol Duncan. Questa è per esempio, nel caso dei titoli di Expedita Grandesso, sono sempre piaciuti i titoli in dialetto, poi all'interno per scelta ho sempre fatto quasi sempre libri scritti in italiano, non in dialetto, ci sono anche per quello degli editori di riferimento, mi fa giusto, insomma, ognuno al suo. Poi vorrei segnalare che anche Annalisa Bruni, in questa bellissima collana, con altri squilibri, l'abbiamo pubblicata nel 2005 mi pare, sì. Ecco. E tra l'altro credo anche una bellissima copertina. Anna Toscano, una foto di Anna Toscano bellissima, di una statua, sì. E una collana a schema libero che ha visto 3 o 4 libri pubblicati, poi anche quella si è arenata. Si arenano principalmente non per possibilità di inserire nuovi titoli, ma sempre per un discorso, credo io, economico, insomma. Questo, e poi volevo... Beh, c'è questa storia bizantina di Nicola Bergamo, Venezia bizantina, che attrae sempre molto questa copertina molto, molto rossa e molto oro, insomma. Avevamo parlato di la Venezia che vorrei, ma c'è anche il esatto. Noi abbiamo iniziato questa serie con le città, questa cura sempre di Cristiano Dorigo e Elisabetta Tiveron, e ci è stato proposto da parte di Federico
Zappini e Alberto Winterle, trentini. Federico è uno dei titolari della libreria Due Punti, che lavora molto bene sul territorio, sulla cultura. Questa raccolta di testi dedicata a Trento, l'idea sarebbe di proseguire con le città, vedremo se sarà possibile. C'è già qualcosa in cantiere? Abbiamo un paio di progetti, però anche quelli sono ancora in alto mare, diciamo, ecco, quindi è troppo presto. Sempre all'interno del Veneto, Triveneto comunque? No, questo è Nord Italia, diciamo Nord Italia. Ah sì? Però non dico dove perché sennò appunto dopo magari non riesco. Interessante, sono molto curiosa. E un altro titolo che mi ha dato molta soddisfazione, anche agli autori, diversi da prima, dei giornalisti Daniele Ferrazza e Valentina Calzavara, hanno intervistato una decina di personalità, diciamo così, che sono importanti nei loro ambienti di studio e di lavoro, per chiedersi, proprio in occasione purtroppo del lockdown, cosa sarebbe cambiato appunto dopo questa pandemia in atto, che al momento pensavamo anche molto non limitata nel tempo più che negli effetti. E per dire, c'è un'intervista a Pippo Baudo come esperto dei media, c'è Paolo Cognetti, possiamo anche leggere. Sara Simeoni, Silvia Costa e Alessandra Graziottini, Roberto Ferrucci. Alessandra Graziottini è stata anche qua questo settembre al Festival della Politica, l'abbiamo presentato, ha parlato di salute, di affetti, di come appunto, soprattutto, mi pare che il suo pezzo si chiama Torneranno i baci. C'è un pezzo di Ferrucci sulla scrittura. Questo è uscito nel giugno del 2020. Esatto, ed è un libro che si trova ancora in libreria, che ci viene richiesto, tra l'altro a me piace molto la copertina, in cui c'è purtroppo stilizzato il virus. Esatto. Un bel verde acqua, molto bello questo colore. Sì, nel giugno del 2020 pensavamo che sarebbe finita, no? O forse comunque ci eravamo illusi, invece sì, siamo ancora qua con le mascherine. E con una guerra. L'altra cosa che invece io ho iniziato, non so, appunto, hai fatto presente, volevo dire, ho partecipato a Book Pride proprio perché è tornata finalmente in presenza Book Pride, che è, diciamo, quella che io ritengo una fiera mia di riferimento, perché ci sono piccole case editrici indipendenti, ci sono le minuscole, ci sono le medie, poi c'era anche Adelphi, veramente, quando sono andata, quindi io Adelphi la considero grande, non la considero piccola. Comunque è stato bello ritrovarsi, e gli appuntamenti ho visto erano molto partecipati tutti quanti, ed è la fiera è importante perché in Italia tanti frequentano le fiere del libro, quindi è un modo per avvicinare proprio i lettori. Certo, sì. Ma tu cerchi di essere presente, io mi ricordo che c'eri anche a Libri in Cantina, per esempio, sì, sono anche andata. In altre situazioni, insomma, sì, cerchi di esserci. Assolutamente, ecco. Adesso comunque attraverso l'associazione degli editori veneti, che finalmente insomma è nata da 3-4 anni, finalmente siamo riusciti con i nostri libri, di essere la regina, con i libri di Elvezia siamo arrivati al Più Libri Più Liberi a Roma, lo stand della Regione Veneto ha ospitato 23 o 24 editori, uno stand che c'è stato comunque molto invidiato perché l'esposizione era proprio curata bene, con all'interno dello stand anche un angolo presentazioni, insomma, speriamo di replicare a Torino, quindi credo sempre ospite loro o presso lo stand collettivo di ADEI, che è l'associazione degli editori indipendenti, credo riuscirò ad andare anche a Torino, perché è importante questa cosa di essere presenti. Certo. È vero, siamo la realtà italiana è piena di case editrici, però ognuno poi dopo ha un proprio messaggio, un proprio catalogo, un proprio modo di fare libri e di presentare. E sempre volevo segnalare questa iniziativa a cui sto partecipando, dal 21 al 24 c'è la Bologna
Children's Fair, Book Fair, che è poi più che altro una fiera di vendita di diritti tra editori italiani e stranieri, tra editori per ragazzi, e a lei ci ha permesso di partecipare con dei titoli per bambini in un catalogo da presentare agli editori stranieri, e io ho partecipato con questo, che io non sono un editore per ragazzi, però ho questa bellissima guida, bellissima la dico io però perché l'ho scelta, ma Maria Gianola insomma è conosciuta come illustratrice per bambini, è una mini guida su Venezia che vorrei appunto proporre a qualche editore straniero, e sono molto contenta di questa iniziativa, insomma, perché si fa rete in sostanza, e soprattutto far conoscere i nostri titoli all'estero credo che sia anche un obiettivo ambizioso. Beh, certo. Beh, bene, questa è una chicca che ci hai regalato nel finale della nostra intervista, e spero che appunto è un fiume in piena. No, perché poi dopo mi Vedi, tu avevi paura di questa intervista, invece vedi, non ti fermi più. Sono molto contenta perché all'inizio mi avevano detto ma io non so, basta darle là, parla qua. Per me infatti sono gli autori che dovrebbero parlare, insomma. Che bello. E quindi insomma c'è un bel progetto di uscire un po' dai limiti, diciamo, nazionali e di esporsi in un panorama più esteso, insomma, anche in lingua straniera. Volevi dire qualcos'altro? Sì, perché poi dopo, se no, mentre torno a casa mi dispiace, nel senso che nel mio piccolo, attraverso la collana Taccuini d'autore, ho pubblicato il primo autore straniero, che è José Ángel González Sáinz, e riuscire a pubblicare uno straniero sembra una cosa da poco, invece ci vuole il suo impegno, perché hanno sensibilità, ci sono rapporti diversi. Per me è stata un'esperienza, sono molto contenta. Poi è un autore prezioso, perché... L'hai citato il nome? José Ángel González Sáinz. La pronuncia mia è tremenda, ma insomma me la perdonerà, non credo che guarderà l'intervista, spero, per la pronuncia. Ma è importante, in Spagna è conosciuto, ha vinto dei premi, qua in Italia è pubblicato da Rizzoli, però ancora poco, quindi sono contenta di far conoscere questi due racconti all'interno di questo libro, uno dedicato a Venezia e uno dedicato a Trieste, che secondo me hanno una scrittura assolutamente coinvolgente. Per quanto riguarda uno dei due racconti, io avrei detto, l'ho presentato qualche volta dicendo che è una scrittura labirintica, perché ha proprio quel segno, ha proprio l'idea di volersi perdere all'interno della scrittura e all'interno della città che racconta. Bene, c'è qualcos'altro che vuoi dire? Beh, che ti sono grata di avermi ospitato, perché per me questi sono momenti che sono magari certo belli per farci conoscere, però un po' imbarazzanti, perché appunto io di solito faccio parlare gli autori. Però hai visto che non hai avuto difficoltà? Sono contenta, vuol dire che ti sentivi a tuo agio. Sì, grazie, sì. E poi allora... senza occhiali non mi si sono affannati. È il momento dei ringraziamenti anche per me, allora ringrazio Andrea Sperandio, il presidente di Mestre Mia, che organizza questo ciclo, e anche quelli precedenti da ormai 2 anni. Ringrazio Chico Francesco Brunello, che è sempre dietro la macchina da presa, la telecamera, come la vogliamo chiamare, ma è fondamentale per queste nostre iniziative. E poi ovviamente questo ambiente così accogliente che ci ospita, che è Abitare 3 dei fratelli Trevisan, che proprio l'altro giorno un amico mi diceva: ma sai che potresti fare lì una piccola emittente televisiva? Perché fare così uno spazio così caldo, così piacevole, potrebbe diventare uno studio televisivo, e mi manca solo quello. Comunque bisogna avere tante idee, appunto, per sì, ma quelle non mancano, però insomma alle volte forse è il tempo, no? Che manca, o anche magari le risorse, perché un'emittente televisiva mi sembra proprio il caso. Comunque grazie a tutti e alla prossima, ci vedremo con un uomo, un editore. Beh, insomma, dopo 2 donne, dopo dicono che sono di parte, allora devo alternare. No, ma lo faccio con grande piacere, ovviamente, venerdì 8 aprile con Carlo Mazzanti, dell'editore Mazzanti. Grazie Daniela, grazie a voi, e grazie a tutti della pazienza e dell'ascolto.